E c'era un mio amico dall'infanzia, da quando che giocavano a calcio qua in grotta, e c'era il meglio di tutti, teneva su una compagnia da solo, meglio dell'uno che c'era, però è così, due bravissime persone e pietà, un velo pietoso che c'è altro da dire. Era la mia compagna di classe, facevamo sempre feste insieme, l'ultima abbiamo fatto 6 mesi fa e siamo qua tutti insieme anche per questo saluto purtroppo. Era una ragazza molto semplice, perché noi conoscevamo lei, molto umile, molto semplice. Siamo tutti un gruppo, tutti mitici del 63, perché lei faceva parte dei mitici del 63 della nostra classe. Semplici, preziosi e cari, tre gli aggettivi usati nell'epigrafe per descrivere Sergio e Lorena, parole che tornano nel ricordo di chi li conosceva, due vite interrotte nella quiete domestica, dal figlio a colpi di pistola. È l'intera comunità di Chiampo, travolta dal terribile fatto di cronaca, a piangerli. Proprio tutto il cittadino abbiamo. Speriamo che passa in fretta il dolore per la famiglia. Bandiera a mezz'asta, come voluto dal sindaco Matteo Macilotti nella prima giornata di primavera, listata a lutto, in cui il sole lascia spazio alle lacrime e al dolore. Tante le coccarde nere affisse alle attività come segno di vicinanza alla famiglia. Diciamo che tutti quanti abbiamo sentito questa cosa e speriamo che non succeda più da nessuna parte.